sfideranno oggi Laurentino appunto contro il Valencia. Laurentino, padroni di casa, con la solita maglia gialla e pantaloncini blu, risponde il Valencia con il completo tutto blu scuro e i calzettoni rossi. Quasi che salutano il pubblico e si apprestano a iniziare questo match. Azione che parte adesso sulla sinistra da parte del Laurentino, fermato forse in gioco irregolare, l'arbitro lascia correre per Egidi, in mezzo c'è solo il numero 10 Bedini e c'è il miracolo del portiere che tiene ancora inviolata la rete, c'è un contropiede da quest'altra parte, Giacomo Dinardi che può puntare la porta, tiro di sinistro, palla deviata e c'è un altro miracolo da quest'altra parte. Il grande Egidi passa direttamente al portiere, sale lui, palla al piede, ha spazio, inserisce dall'altra parte per Egidi, pallone lungo verso questo attacco da parte del Valencia, quindi si riparte con i padroni di casa adesso, di nuovo sempre dal difensore, palla che passa ancora per il bomber che può controllare, appoggia per Marras di sinistro, può calciare lui, palla deviata, un altro legno colpito dal Laurentino. È uno schema, pallone lasciato ai Giti, battuta forte in mezzo, palla che rimane lì in qualche modo, non si capiscono, può andare in contropiede il bomber che solo salta il portiere, la porta è vuota e passa in vantaggio, il Laurentino sfrutta un contropiede, 1-0 al quinto minuto del primo tempo. Di nuovo un'azione in attacco per il Laurentino, si gira molto bene il bomber, ancora il pallone sul sinistro, può calciare un'altra volta e sono due reti personali, due reti della squadra, raddoppiano nel giro di 2 minuti il Laurentino che allunga. Prova di nuovo a ragionare adesso il Valencia, si chiude molto bene il Laurentino, pallone che passa dal centro a sinistra, centro ancora, bella giocata al numero 8 che passa per dei centrali, forse a spazio, inseguito ancora una volta dall'appena entrato numero 8, intanto giocata ottima del numero 11 che supera anche il portiere, forse c'è un fallo ma arriva il gol di Bedini, vediamo cosa dice l'arbitro, sì, gol regolare, 2-1 quindi partita riaperta al 9° minuto con il numero 10. Era solo Marras dall'altra parte, servito adesso e arriva subito il 3-1, Laurentino torna avanti di 2 reti. Intanto Marras si appoggia a Merlonghi, ancora Fusco, Ardone vince col fisico, forse è solo quest'altra parte, invece va lui a calciare direttamente in porta, arriva anche Marras, ancora una risposta ottima del portiere. Gioco che riprende 6 minuti al termine del primo tempo, 3-1 sempre Laurentino. 4 gol in pochissimo tempo, poi adesso è un po' che non arriva una rete, ma la partita rimane comunque bella e vivace, bella giocata intanto di Trani che passa in mezzo a 3, punta la porta, è solo contro il portiere, fa tutto lui. Palla smorzata dal bomber che intanto è rientrato, palla in attacco ancora per Fusco, spostato adesso in attacco, prova a servire ancora il numero 9, palla intercettata e poi ripartire in velocità adesso il Valencia. Pallone è servito per Giti, ma grande intervento difensivo di Ioria che lo trasforma in offensiva. Adesso siamo già da quest'altra parte, va lui, può calciare e arriva la rete personale e sono 4. Un minuto e 40 alla fine del primo tempo, tiro libero per il Valencia, andrà proprio il capitano alla battuta. Si attende solo il fischio del vittore di gara, arriva adesso, parte il numero 7, tiro! E c'è la rete, sì, 4-2, si accorcia la distanza per Visonà, dietro a Bedini, si torna ancora a Visonà, prova, bella giocata di Bedini, il portiere fa il miracolo, il pallone ancora lì e Bedini non trova la porta, vicino al 4-3 il Valencia, Visonà, di nuovo per Bedini, ancora per il numero 8. Mogliè si rifugia dal portiere, pallone toccato corto per Egidi, palla in qualche modo passa perché scivola il difensore, bisogna può calciare, si porta il pallone sul sinistro e arriva una bellissima rete del 4-3 proprio sullo scadere, partita riapertissima.
Gioco che riprende solo per un attimo, arriva il duplice fischio del direttore di gara. Primo tempo entusiasmante, 4-3 per il Laurentino. Ne vedremo delle belle nel secondo tempo. Tutto pronto per la ripresa del match. Parte il secondo tempo. Prova a trovarsi spazio Trani, bella battuta a scavalcare la difesa per Gidi, ottimo il controllo, il tiro, parata del portiere. Squadre che continuano a provare di trovare il varco giusto. Partita molto più equilibrata, 4-3 sempre il risultato, con l'Argentino che conduce e giustamente senza fretta va a rimettere questo pallone in campo, lo fa con Fusco. Si fa vedere Merlonghi, servita adesso, battuta forte, arriva il gol del 5-3 con il bomber, tripletta personale e si torna con il +2. Battuta forte ancora per Trani, serve per saltare Giri, tira, prende il portiere, può ripartire ancora con Merlonghi, ci mette il fisico intelligentemente, pallone ancora per Nardinardi che può calciare, Trani chiude, palla che rimane lì, ancora il numero 9, tiro, altra chiusura, azione infinita, ennesima conclusione e arriva il gol del 6-3 del numero 15 Merlonghi. Stesso schema ancora, adesso saranno 8 minuti di fuoco, Valencia che le tenterà tutte per provare in qualche modo a pareggiare questo match. Bisogna ancora Laurentino invece di sofferenza, adesso tutti dietro, ben chiusi. Mogliè si torna dai giri senza fretta, deve trovare il varco giusto, bisogna palla che entra Bedini e c'è il gol del 6-4. Prova a caricare i suoi, il numero 10. Ieri intanto via centrali, Merlonghi si torna dal numero 7, dietro con tranquillità per Fusco che alza la testa, attaccato da Sablona. Portiere, può alzare la testa, attaccato ancora dal numero 9, per poi una approfitta, bellissima rovesciata. Sempre lui, pallone battuta forte in mezzo, ferma tutto Iaria, non c'era nessuno che ha fatto quel momento, ma è velocissimo il numero 7. Sempre con la solita farcalla, si fa vedere Marras, servita adesso, con il destro c'è il miracolo di Egidi, che vale pure da portiere. Vai su, vai su. Lui. Dai Edo. Porta vuota, può calciare, traversa piena di Ardone, vicino al 7-4 il Laurentino. Calcio di punizione per il Laurentino, Ardone va direttamente lui in porta, ennesimo legno e sono 5 per il Laurentino. Possesso del Laurentino. Servito ancora Ardone, ottimo il controllo del numero 8, davvero ottimo il suo lavoro, si libera per il destro, può calciare, trova la meritatissima rete personale e sono 7 per il Laurentino che adesso si avvicina sempre di più a questa vittoria. Un minuto e 14 secondi, 3 reti da recuperare, adesso si fa davvero difficile per il Valencia, partita che sembra indirizzata, la porta ancora vuota, Ardone ci riprova e sono 2 nell'arco di un minuto, doppietta personale e possiamo anche dire match definitivamente chiuso. Ultimissimi secondi, bisogna attenta l'azione personale, vuole giusto un'altra rete del Valencia per allargare il tabellino, arriva invece il triplice fischio che decide la vittoria del Laurentino. Partita bellissima, vincono i padroni di casa 8-4, ottime le prestazioni del numero 7 Iaria e Ardone. Per oggi è tutto, Calcio 5 Live, Live Bomber.